7 vittime al mese da gennaio a novembre per un totale di 81 decessi, 59 in occasioni di lavoro, cresciuti rispetto allo scorso anno del 13% e del 175% in provincia di Venezia. A descrivere la situazione di emergenza in regione è Mauro Rossato, il presidente dell'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro Vega di Mestre, sulla base dell'ultima indagine effettuata. 10 dei 59 decessi sono dovuti al Covid. Anche queste sono le vittime che contribuiscono a far registrare un incremento della mortalità rispetto allo scorso anno del 13% in occasioni lavorative, con punte di aumento del 175 a Venezia. Il numero degli infortuni non mortali in Veneto da gennaio a novembre 2020 è di 56.633. Il Veneto, inoltre, è la terza regione in Italia per numero di denunce di infortunio legate al Covid-19. Al primo posto la Lombardia, al secondo il Piemonte.